Buon di sabato pomeriggio, benvenuti al quarto appuntamento. Sembrava quando arriva, invece siamo già alla quarta puntata, puntuali, precisi come un orologio svizzero, si diceva una volta. E questo è un contenitore, un posto in cui si incontrano tante persone. Con l'Emigrante vi racconteremo la storia dell'ospite di oggi, pittori a confronto con Mauro Russo, Ius Arte Libri con Antonella Sotira, il cinema con Graziano Marraffa e poi l'oroscopo con il nostro Massimo Bomba. Ma come tutte le puntate, per chi oramai ci segue, iniziamo con la rubrica Io canto per. Seduta qui accanto al mio Gianni Marsili per questa rubrica e per scoprire nuovi talenti. Buonasera, buon pomeriggio Gio e buon pomeriggio ai numerosi telespettatori. Dico numerosi perché ho avuto modo di apprezzare le molte telefonate che ho avuto in questa settimana di giovani artisti che vogliono finalmente partecipare. Quindi... E io sono felice di averti messo a lavorare perché so che stai lavorando veramente tanto per tutte le richieste appunto che arrivano di ragazzi che vogliono partecipare, ed è un lavoro importante perché devi chiaramente ascoltare i brani, vedere un po' anche l'immagine, insomma è un lavoro importante. Parlare un po' con loro per conoscerli bene, per capire... Tu li chiami, ci parli, pensa pure che privilegio per loro. No, ma... parlare con te che sei stato, sei stato un grosso produttore artistico, diciamolo. Grosso sicuro, nessuno lo può smentire. Adesso ti sei dedicato ad altro, ma io piano piano ti ho riportato nella musica proprio a gamba tesa, sono contentissima. Devo dire che il fatto di tornare a far parte del mondo della musica con i giovani rigenera, quindi è una terapia che consiglio a tutti quelli che hanno in qualche modo bisogno di avere uno sprint in più. E allora noi diamo subito largo ai giovani, io rimango in questa postazione per presentare subito il primo cantante con passaggi e personaggi, codice 01 Fabrizio Giannini. Io canto per metropolitana, la fantastica zia Silvana, che nessuno l'ha mai vista e non la vedrai fino a quando non l'incontrerai. E non è una leggenda metropolitana, se poi ancora ti innamori di zia Silvana, è come una vacanza, ti porterò in Calabria meravigliosamente in festa con la banda. Paesaggi e personaggi ne offriamo a miliardi, a chi ne vuol di più di quelli della TV. Paesaggi e personaggi impiastrati di tatuaggi, erano delinquenti ma ora con letti blu. Blu 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 blu. Metropolitana, farsi ancora il bagno nella marana, se ti tuffi non pensando a niente, poi ti vedrà tutta la gente. Non è una leggenda metropolitana, essere eroe a fine settimana, e se tu non capirai proprio un bel niente, esci, scappa, corri e vai fra la gente. Paesaggi e personaggi ne offriamo a miliardi, a chi ne vuol di più di quelli della TV. Paesaggi e personaggi incastrati tra gli ingranaggi di una società cosparsa di omertà. E come va, come va, come va?
tutto come andrà e come tutto finirà. Tu non lo vedrai mai. Paesaggi e personaggi. Noi ne offriamo sempre a miliardi. Fabrizio Giannini. Bene. E io cerco di essere così impassibile, anche se all'inizio ho omesso di dire che le votazioni avverranno attraverso un numero di telefono che diremo dopo, perché altrimenti incominciano ad arrivare le votazioni e noi non ce la facciamo proprio a stare dietro a tutti. Quindi dal momento in cui io dico parte la votazione, voi potete mandare attraverso un messaggio di WhatsApp, non telefonate, non scrivete niente, mi raccomando, scrivete il codice appunto sul messaggino WhatsApp, che oggi per i giovani è una cosa molto semplice, per noi più grandi è sempre un po' complicato. E Fabrizio è 01. Fabrizio è 01, questo l'avevamo detto. Invece con il codice 02 Giulia Pagano che canta And I Am Telling You. Giulia Pagano! Io canto per... And I am telling you, I'm not going. You're the best man I'll ever know. There's no way I could ever go. No, no, there's no way. No, 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 no way. I'm living without you. I'm not living without you. I don't wanna be free. I'm saying, and you're gonna love me. Oh, oh, oh. You're gonna love me. And I am telling you, I'm not going. Even though the rough times are showing, there's just no way, there's no way. We're part of the same place, we're part of the same time. We both share the same blood, we both have the same mind. And time to time, we have so much to share. No, 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 no way. I'm not waking up tomorrow morning and finding there's just nobody there. Darling, there's no way. No, 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 no way. I'm living without you.
Pagano, ti puoi accomodare Giulia? E adesso andiamo con il codice 03, la canzone Libertà Sottointesa, lui è Michele Sergianni. Io canto per cartine da cerino, da tabacco, dappertutto, occhi fissi a terra come stare ad un lutto. Ci vuole un punto, bisogna ripartire, respirare aria buona, stare giù in cortile. C'è un brutto odore da svenire per terra, mi viene voglia quasi di spaccarmi la testa, mi viene voglia sai di urlare dalla finestra, ma alzo gli occhi e vedo la mia vita che passa. No, non fare l'offesa, se ti chiedo la mia libertà, libertà sottointesa, sotto forma di carità. Ma quale pretesa? Sono solo un uomo che non sa qual è la verità. Domani che sarà? Domani chi lo sa. Mi sento solo e non lo sono, ascolto tanto e parlo poco, la luce passa in fretta, è come un tuono, faccio passare il tempo, devo stare calmo, la vita è piena di ingredienti, devo fare il cuoco. Amico tieni duro che manca poco e siamo tutti bravi se si dice dopo. E non ti sento, sono distratto, brutto momento, fotoritratto, e ci sentiamo forti dietro questi schermi, siamo zombie con in mano il loro mangiacervelli. Ho le idee confuse su come funziona il mondo, dove c'è chi vive e chi ne ha bisogno. No, non fare l'offesa, se ti chiedo la mia libertà, libertà sottointesa, sotto forma di carità. Ma quale pretesa? Sono solo un uomo che non sa qual è la verità. Domani che sarà? Domani chi lo sa. Esco, resto, fermo a ascoltare, ma no, non riesco nemmeno a pensare ad un momento senza di te. E sono strano e vi chiedete perché? Allora vedi che non ne vale la pena, ma tu insisti e cerchi solo fortuna. Ma non puoi pensare che non farà male, ma non vedi che l'aria che c'è inizia a mancare. Allora no, non fare l'offesa, se ti chiedo la mia libertà, libertà sottointesa, sotto forma di carità. Ma quale pretesa? Sono solo un uomo che non sa qual è la verità. Domani che sarà? Domani chi lo sa. Bravo. Michele Sergianni, codice 03, grazie, vedi, è stato più bravo di me che si è ricordato, ho detto dammi il microfono, io l'avevo perché io vado, capito, ci sono le canzoni, vado in un altro mondo. Le emozioni delle debuttanti. Vabbè, è il mio, la mia, giustamente. E adesso invece con il codice 04 diamo il tempo un attimo di organizzarsi, se Alex Parravano magari ci lascia per la postazione. Ecco, che io dici? colgo l'occasione per ringraziare... Alex, ci devi lasciare la postazione. Allora, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, lasciaci la postazione perché noi in questo momento abbiamo un gruppo e il codice 04, mi fanno dei segni che però io non capisco, che sto qui, ok, forse per Gianni diceva di guardare lì, ok. Certo, guarda, Ah, ecco, guarda, lo possiamo fare, tanto siamo ragazzi, siamo chi più di noi, insomma, È in siamo diretta, noi è in in diretta, diretta. di più. Quindi diamo, intanto i ragazzi si possono accomodare così li presento che sono già in scena. Ecco, facciamogli un applauso intanto. Io posso... Con il codice 04, loro si chiamano, ecco, Dai. stai con me, posizionatevi, Io dimmi. volevo ringraziare i tecnici dello studio perché per la Certo. prima volta li abbiamo messi un attimo in difficoltà perché
Questo è il primo gruppo di questo nostro... Ma poi non solo, diciamo che comunque questa è una trasmissione complessa, diciamolo, spieghiamolo, perché tanti ospiti, tante persone diverse che si devono esibire tutte insieme non è una cosa semplice, quindi anche da casa se c'è qualcosa che non va proprio, si capisce, anzi lo dobbiamo capire. Loro sono giovanissimi, si chiamano i Riders, questo è il tuo microfono, mettiti al centro e con il codice 04 interludio il film. Non andare troppo oltre però, Così, va bene. Facciamogli anche un applauso, vai! Oh girl, oh no. E io c'ho già i miei problemi e tu ci metti pure i tuoi e poi muori nei tuoi pensieri che si confondono con i miei. Seduti in camera in hotel e a me non importa più. Anche una stronza come te può far finta di niente e non pensarci più. E per me non è mai abbastanza e non so proprio come dirtelo. Da quando stavo chiuso in stanza che cercavo di parlare per un attimo. Oh, oh, e che tu giaci nel dolore e non ci credi nell'amore, che non ho mai avuto occasione di dimostrartelo da oh, 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 davvero no, no. Ti ho detto di non prendermi a cuscina, delle nostre paure ormai se ne sono andate e adesso io mi diverto di più. Mi giro e vedo che fai quello che vuoi e che cerchi sicurezza negli occhi miei per consolarmi ancora. E nei tuoi occhi c'è confusione e lo so che ci metto troppa passione, che non ho mai avuto occasione di dimostrartelo davvero, 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 e nei miei occhi c'è confusione e lo so che ci metto troppa passione, che non ho mai avuto occasione di dimostrartelo davvero. Na, 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 I Riders. Allora, ti puoi accomodare lì, lui lo lasciamo in piedi qui, allora diamo subito il numero per televotare ed è il 342 6275 717. Da questo momento potete votare con il codice 01 Fabrizio Giannini, con il codice 02 Giulia Pagano, con il codice 03 Michele Sergianni
e con il codice 04 Riders. Ripeto il numero 342 6275 717 e vai, adesso ci possiamo un attimo rilassare, perché a me quando cantano io sto sempre là un po' che pare che do un po' più a uno, un po' più a un altro. No, assolutamente, volevo solo dire per correttezza se ho studiato bene il nome di questi 4 cavalieri dei Raiders. Non so se ho studiato bene, vediamo. Michele, alzi la mano. Ok. Nicolas, alzi la mano. Alla Claudio, batteria, oh, vedi, Daniele, al canto, ci e sono tutti. Daniele alle tastiere. Ci sono tutti, bene. Ma io ti devo fare i complimenti, non perché le altre volte, per carità, è un po' come la mamma con i figli, sono tutti belli figli, però questa volta hai portato generi completamente diversi. Voluto. Volutamente. E i complimenti vanno a loro, perché quando Beh, arrivano faccio prima certe a te, e poi proposte loro. poi io mi emoziono e ho trovato in queste 4 gioventù, anche se sono un po' di più, poi alla fine qualcosa di... Ognuno di loro rappresenta un mondo e io devo dire che anche da parte mia c'è stata un po' di meraviglia. Infatti ti perché- vedo proprio bello, oggi ti vedo soddisfatto proprio. No, sono contento, sono contento. Complimenti Guarda, a tutti e quattro. Tutti e quattro mm, intesi, chiaramente il gruppo fa per uno. Io so che questa nostra produzione viene vista anche da discografici, da operatori del mondo dello spettacolo, in particolare della discografia, e mi auguro che grazie a questa, chiamiamola piccolo trampolino, Questa piccola vetrina. proscenio, qualcuno di voi abbia un ingaggio, una proposta interessante, perché ve la meritate tutti. C'è chi ha sofferto un po' di più, c'è chi è giovanissimo, però tutti quanti vi meritate di avere un futuro. Intanto io giusto una parola la volevo noi ci vediamo dopo nella seconda fase della Perché adesso non del possiamo programma. esprimerci, Adesso non ci quindi, possiamo esprimere, quantomeno facciamogli dire qualcosina. Io dico insomma. sempre che sono bravi tutti e quattro. Sicuramente. Ecco. Intanto vediamo da dove arrivano. Fabrizio, prendi il telefono, Roma, il microfono, sì, da Roma. il telefono. Senti. Da Roma si sente, non c'è... insomma, Anche nel brano si è sentito molto. Molto. A me sai che piacciono gli accenti, io sono per gli accenti. Come no? È l'estrema difesa. Esatto. L'estrema difesa. È un Altrimenti bagaglio siamo tutti culturale. omologati. Tu L'estrema poi sei difesa. uno un po' che ho un po' studiato in questi giorni, sei uno verace. Beh, questo è poco ma è sicuro, Mm. nel mio caso. Vedi? È un cantautore. Sì, cantautore, certamente, da sempre. Cantautore. Bene, anche questa camicia è molto, diciamo, Sì, Quello è per passare inosservato. fa caldo. questa era per Con le essere fiamme. attinente al rock. Certo. Bene, ti vedo, vogliamo passare il microfono a Giulia forse? Eccoci, a presto. A presto, sei sempre qua Fabrizio. Giulia ha portato un brano molto importante, allora ripetimi il titolo perché io sono napoletana e faccio fatica insomma, ad esprimermi in altre lingue se non in napoletano. Dimmi il titolo preciso. And I'm telling you, I'm not going. Tu l'avevi capito? Jennifer Hudson. Certo. Io sì. Sono stato costretto. Sei stato costretto, sei andata a fare la traduzione? No, tutta no. Tutta no. Sai quello che penso sul... Vabbè. Però una bella cover importante. E come mai hai scelto questo brano? Allora, ho scelto questo brano soprattutto perché comunque mi piace, mi trasmette tanto e mi piace comunque far capire alle persone cosa provo io quando canto. Quindi spero comunque si sia capito appunto. Quindi anche se non è un brano di tua composizione, tu però ti ci Sì. senti in qualche modo come se l'avessi scritto tu, diciamo. Sì. Ecco, tu sei giovanissima, arrivi da Roma anche tu? Roma, sì. Bene, passiamo il... no, ce l'ha, non ce l'ha, il microfono. Ciao a tutti, Tu sei vengo il da codice Roma, 03. 03. Tu ti chiami Michele Sergianni. Sì, Io Ser mi sembrava Ser. Sergianni, invece no, è tutto attaccato Sergianni. sì, Sergianni. Tu Michele da dove arrivi? Roma, Roma. Tu Anche. arrivi da Roma, quindi siete, Sì, sì. insomma, avete fatto solo 2 ore di traffico. Sì, vabbè, È stata una alla cosa fine, semplice. una cosa Che tranquilla. zona di Roma, visto che siamo... Vicino Guidonia. Quindi Roma anche tu, insomma, Un po' è più- un'altra città, un'altra- sì, un altro un altro mondo. Tu sei un pochino, penso, più grande, questo Sì, brano è una tua 25 composizione? anni. Sì, L'hai Anno mio. sei un Sta coi gemelli di cantautore. Guidonia lui. Lui sta con i gemelli di Guidonia, nel senso che fate parte della stessa squadra. Sì, sì. Bene, molto bravi. Lo Loro stesso hanno... bar. È un bel... 4 amici, perché loro sono 3, lui è il quarto. Esatto. Questo brano invece è una fresca creazione? sì, oppure... sì, uscito un annetto fa. Sì, parla appunto dopo il Covid, ho scritto questo brano, appunto Libertà sottintesa, proprio perché Sì. eravamo liberi ma
non del tutto. Quindi questo è un figlio del Covid. Sì, Che poi questo è questo un figlio del Covid Covid. in tante cose non buone che ha fatto anche, diciamo, ha stimolato la creatività nelle Certo, persone, poi le no? cose sono peggiorate, allora... E vabbè, poi tutti hanno scritto libri, ci sono persone che hanno scritto i brani, insomma, chi si è espresso con la pittura, insomma, ognuno ha fatto una cosa. Adesso non so se vi incuto io un po' perché vi vedo un po' sulla difensiva, non so se è colpa mia o è colpa tua, forse è più tua. Perché cosa? Li vedo un po' sulla difensiva. Io l'ho istruito, gli ho detto, lei vi accarezzerà ma vi morderà. Giusto 2 parole al nostro cavaliere. Ciao a tutti, Voi arrivate da? io da Roma e loro 3 da Terni. Tu da Roma e loro da Terni. Mi raccomando, dovete votare, mi dicono che la nostra prima mezz'ora è già Scaduta? È già scaduta, vi ricordo Allora. il 342 6275 717, i 4 codici oramai li sapete, mi raccomando, vi aspettiamo e torniamo subito dopo la pubblicità. Grazie a tutti, grazie Gianni, a dopo, a tra poco. Dovere.